Olimpiadi invernali 2026, il CONI scrive al CIO, il Comitato Olimpico Internazionale, ed indica per l'Italia la candidatura delle città di Milano, Torino, senza citare il Veneto. Apriti cielo con il presidente della regione Luca Zaia, che si affretta a scrivere una lettera al presidente del CONI Malagò, ribadendo il forte e convinto sostegno della regione alla manifestazione di interesse di Cortina d'Ampezzo alla candidatura. Entro il 31 noi deliberiamo la manifestazione di interesse, come si dice tecnicamente, quindi il Veneto dice noi ci siamo. Non mi stupisce, commenta il governatore, che il CONI parli solo di Milano e Torino, perché al momento quella delle due città sono le uniche manifestazioni di interesse formalizzate, ma la scadenza del termine è il 31 marzo e dentro quella data Zaia conferma verrà presentata quella del complesso Dolomiti UNESCO, con Cortina capofila di un progetto che coinvolge oltre al Veneto anche Trento e Bolzano. Il Veneto si batterà a testa bassa, prosegue Zaia, affinché il dossier sia valutato con lo scrupolo e l'attenzione che si deve ad un contesto che è simbolo della montagna e della natura in tutto il mondo. A favore della candidatura dolomitica si schierano le categorie a partire da Confturismo e Federalberghi Veneto. L'economia del territorio che rappresento, commenta il presidente Marco Michielli, risponde presente ed è pronta a dare tutto il supporto possibile a questa candidatura nella sede delle Dolomiti, che è quella ideale sia per la sostenibilità della spesa, considerate le infrastrutture già presenti e quelle che si stanno realizzando per i prossimi campionati mondiali di sci, sia per l'impareggiabile bellezza del paesaggio.